in diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico, Fiorello e Baldini. Che gioia! Era lui, era Will Grace. Vogliamo cominciare con questo applauso fragoroso del pubblico che è ancora un po' imbarazzato. Esatto, sto pubblico viene da tutte le parti d'Italia. Sì. Oggi avremo veramente, parleremo di tutto. Tanto parleremo, diciamo subito, di cinema perché parleremo della vera leggenda di Tony Vilar. Sì. E udite udite, Tony Vilar, proprio il protagonista di questa storia, quello vero, non l'attore che lo interpreta, a parte ci sarà l'attore che lo interpreta, ma ci sarà il Tony Vilar, quello vero. Vi racconteremo la sua storia di questo film che sta avendo veramente grandissimi successi, che assolutamente dovete andare a vedere perché è una storia incredibile. Bella. Sarà qua. Poi ci sarà Marco Baldini. Ma udite udite, ciao. C'è Mister Lui, ciao, sono io, ciao. Papalino. Allora, poi abbiamo degli ospiti che sono così a sorpresa. Sì, oggi qui tra il pubblico. Qua. Allora cominciamo subito. Io non voglio neanche dire, vi voglio far salutare direttamente dalla sua voce e gli faccio una domanda. Scusa Gianni, ma tu sei venuto da solo? No, sono venuto con Paco Peña, Sotomayor, Ivan Pedrosa, Teofilo Stevenson, Marcello Fiasconaro, perfino Renato dei Profeti. Senti, grazie di essere venuto. Eri qua di passaggio in Rai, ogni tanto sono viene andato da Giorgia. Perché dovete sapere che come fu per Luttazzi anche il nostro Gianni Minà ha perso il pass, per cui non riesce da 7 anni a da più, ormai sono 8 da 8 anni non riesce più a entrare in Rai. Certo che però per la perdita di un pass 8 anni non Scusa, continua. Gianni, fai il tuo mestiere. Presenta chi hai alla tua destra. Beh, alla mia destra ho un'icona del nostro sport, della società italiana. Ho il protagonista di un calcio che non c'è più e anche l'uomo che con un urlo è passato alla storia. Marco Tardelli. Ciao Marco! Ciao a tutti. Di la verità. Cosa urlasti in quella sera dell'82? Non era gol che dicevi porca puttana! Era assolutamente gol. Era assolutamente questo. Noi non stiamo lì a parlare di quell'urlo perché chissà quanti dall'82 oggi hanno rotto le balle. Quella volta. E lui che si rivede tutte le sigle di sport ci sei, però fa piacere. No, adesso non ci sono più, meno male. T'hanno levato? Hanno vinto il campionato del mondo, hanno messo grosso. Ora c'è la testata. Adesso c'è la testata di Zidane. C'è la testata, adesso c'è la testata. Ma noi non ci potremo mai dimenticare, noi che abbiamo una certa età, e devo dire che lui mi ricorda una cosa terribile, mi ricorda perché io stavo in un villaggio turistico, c'era la partita Italia-Germania, allora il capovillaggio disse allora facciamo così, c'erano tutti i tedeschi in vacanza, dividemmo l'anfiteatro a metà tedeschi, metà italiani, con uno dei primi videoproiettori giganti, sai quello con le 3 lucione gialla, verde e rossa, che solo il proiettore prendeva 4 posti, quanto era grosso così. Vincemmo i mondiali, bagno in piscina, tutti i tedeschi martoriati, ti è sportivamente, classico. Adesso siamo in radio, non si vede, quindi non si vede, però gli facevamo proprio così. Finito io l'uomo più felice del mondo, il giorno dopo posteri di Tardelli così con la faccia aperta, mi arriva una cartolina blu. E me ne c'è posta per te al villaggio, venne la De Filippi che ancora dovevo fare il programma, venne il postino con la musica e mi disse signor Rosario Fiorello è pregato di presentarsi domani al 48esimo battaglione Fanteria Ferrara di Bari, e io partii militare il giorno dopo che vincemmo il mondiale, quindi quando vedo Tardelli mi vedo già militare. Vedi un militare. Vedo il militare. Cosa fai Marquez, a parte commenti o lavori in Rai? Lavoro in Rai, anche alla radio, perché il sabato sera sono alla radio. Dove? Scusa. Rai Sport. Va anche in radio. Voleva dire qualcosa Gianni Minà? Il giorno dopo cosa successe Gianni? Il giorno dopo la vittoria ai mondiali Marco Tardelli e Paolo Rossi vennero a una trasmissione che io feci e vennero a casa mia
e con loro c'erano Renzo Arbore, Mariangela Verato, Antonello Venditti e vari altri, Stella Pende, vari altri. Allora io vi auguro un buon divertimento. Ricordiamo che è uscito il nuovo numero della rivista di Gianni Minà che si chiama Latino America, che sta avendo un grosso successo. Un grande amico. Scusa, io perché non avevo il... No, ma nemmeno io, ma me lo ricordo perché era lei. Bravo, Latino America. Che c'hai un inserto che parla di cavalli? Bambini sei tutti noi. Hai un inserto che parla di cavalli dentro per caso? Che parla di cavalli, scommesse, qualcosa? No, cavalli argentini. Allora, Argentina torneremo a parlare, dopo. Allora, partiamo subito. Noi sapete che attingiamo molto dai giornali, dai quotidiani. Una notizia molto grave. Una notizia che devo dire che ci ha sconvolto. Gravissima, ci ha sconvolto veramente a pagina 35 del Il Giornale. Sempre Il Giornale prendiamo come. Allora, la notizia riguarda Michel Hunziker. Allora dice, una notizia che è uscita su tutti i quotidiani, pensate, ma soprattutto quelli tedeschi. Soli a letto con Michel Hunziker e fare cilecca, questo è il titolo. Non è certo una prestazione da ricordare, quella di Roberto, primo fidanzato della showgirl, che nel momento clou si dimostrò troppo impacciato. A raccontare la sua prima volta è stata la stessa Hunziker al quotidiano tedesco Bild, grande quotidiano che insomma, Bild è famoso. Eravamo tutte e due vergini, dice, racconta, e volevamo fare l'amore. Mia madre mi ha lasciato la casa libera per 2 giorni, ma la cosa non ha funzionato libertina, perché Roberto era nervoso. Signori, scoop di Viva Radio 2. Siamo riusciti a contattare Roberto, perché una notizia così di questa importanza che sui giornali bisogna saperne di più. Adesso ci colleghiamo con la Svizzera perché pare che lui, Roberto, credo che deve essere calabrese. Siciliano calabrese. È emigrato in Svizzera. Proviamo a sentire se abbiamo il numero di telefono, sentiamo com'è andata, perché insomma farci lecca con la Hunziker. Insomma, sentiamo se c'è. Dovrebbe essere o siciliano o calabrese. Pronto? No, Calabria, sono tutto, Calabrese, perfetto. Allora. Con leggero accento svizzero. Certo, si sente, lui è svizzero. Com'è andata? Ma io me la ricordo quella sera, Io me la ricordo come fosse oggi. Certo, non fu d'applauso. Ma perché la signorina Michelle non parla da seconda, da terza e da quarta? Vabbè, adesso no. Vabbè. Senta. Michelle racconta che lei era in effetti molto nervoso. Per forza! Perché la prima volta che io la visti, lei saltellava, visti. La visti, passa io visto, tu visti. L'hai visto, la prima volta che la visti, lei saltellava nel boschetto. In Svizzera, certo. Con le caprette, come Heidi, no? Allora preso dalla foga, purtroppo, sbagliai mira e c'entrai una capretta. Ecco perché ero nervoso. Che lei dice era nervoso e le corna fanno male. Immagino. Senta, comunque Michelle dice che è stata un'esperienza un po' deludente. Se questa non la finisce di dire ste cose, io vengo, vai a Segrate e gli faccio vedere chi è Roberto. Perché? Gli faccio lei, i velini. Uga Bibbo e pure un cane San Bernardo. No. Grazie Roberto, basta così meglio, grazie. Vabbè. Un po' focoso, sto Roberto. Vabbè. Attenzione, perché è uscita una notizia subito. La capretta svizzera della Hunziker ascolta Viva Radio 2 dichiara: la mia prima volta è stata bellissima. Che ridere ragazzi, queste cose sono meravigliose, meravigliose. Ogni tanto abbiamo questi scoop non vedo l'ora di conoscere Tony Vilar, veramente questa leggenda, che sapete che Tony Vilar è un italiano, in arte si chiama, cioè Tony Vilar in arte, il vero nome è Tony Ragusa.
Viene dal nord. Da Ragusa andò emigrante in Argentina e lì portò dei successi italiani, li portò a farli conoscere, sì, tipo Tintarella di Luna, e soprattutto Quando calienta il sol, la sai, no? Sì, Quando calienta il sol, là sulla playa. bravo, sento il mio corpo vibrare, no, non era così. Vabbè, comunque uguale. Es tu palpitar, el recuerdo, senti il pubblico che la sa. Beh, senti che roba, vabbè, ma dopo, perché sì. la storia poi ce la facciamo raccontare da lui, la certo, storia di un grandissimo successo, di uno, sai che successo proprio folle, oceaniche, e poi per una cosa che accadde una cosa in particolare che magari ce la racconterà lui dopo, lui proprio si cadde in depressione, finito, niente, non se ne seppe più niente. Ora grazie a questo film di Giuseppe Gagliardi è venuta fuori la storia di Tony Vigliare, Vigliare, mi viene da dire Vigliare, che io ho un amico che si chiama Vilar, magari è parente suo. Hai visto mai? Sì, che hai visto mai, poi glielo chiederemo. Certo, No, ma è nome d'arte, non può essere, questo si chiama Vilar veramente spagnolo. Allora, attenzione, perché adesso andiamo avanti. Noi andiamo avanti, ma facciamo un po' di musica. Non abbiamo ancora presentato la scimmietta. Aspetta, devo parlante. leggere un messaggio. Ecco, salutiamo l'uomo detto anche Peloponneso, eccolo lì. Il primo prodotto di cosa? Della pupa È il secchione. Allora, vai con lo stacco di oggi, sentiamo. Era stacco. Lo stacco. Io già ero partito, già ero un village people, io stavo già. Il nostro Enrico Cremonesi, il nostro maestro di musica, eccolo. Buongiorno. La sua band. C'è una notizia dell'Osservatore Romano, sai l'Osservatore Romano? Quello che sta col binocolo sul cupolone. Ma che sta da fare? Esatto. Che guarda e controlla. Tutto, Che sta da fare? State a copulare. Esatto. È il preservativo, non si può usare. Dai. Fate figli. Le coppie di fatto. No. Stiamo a controllare. L'Osservatore Romano. Giustamente. Allora, domenica, questa è meravigliosa questa notizia, però che io la devo dire. Domenica scorsa un fermacarte di marmo, pensate, ci sono, è caduto su un piede del Papa che ha nominato 4 nuovi santi. E con questo, signori, abbiamo concluso. Arrivederci, è stato un piacere, Faremo grazie. i benzinai e i parcheggiatori. Scusa, domani. ci sono 2 guardie svizzere che vogliono entrare. Prego, accomodate. Ciao, sogno Roberto, che c'è? Sì, perché anche loro svizzeri. Allora, mi dicono che Tony Vilar sta quasi arrivando, però prima la politica internazionale. C'è anche Voltarelli sì. che è il protagonista, diciamo, che in francese Voltaire. L'attore, e poi Roy Paci, ma Roy Paci recita? Ce lo dirà! Dopo che ancora non c'è, è sul raccordo, sta arrivando, è sul raccordo, no? C'è la politica internazionale. Sì, qual è? Adesso tu sai che noi abbiamo la linea diretta. Noi abbiamo una linea diretta perché ci stiamo seguendo passo passo questo nuovo, questo leader nordcoreano che fa esperimenti atomici. Il leader è un pazzo, lo so, però che dobbiamo fare? E noi ogni tanto ci colleghiamo con Kim Jong-il, perché è lui solo. È solo, perché è famoso, se era un sconosciuto, certo, allora adesso noi ci colleghiamo con la Corea del Nord, vediamo un po'. E proviamo a chiamarlo, sentiamo se c'è questo linea diretta con la Corea del Nord. Stiamo provando a fare il numero. Ecco, squilla. Centralina del Quirinale, buongiorno, cambio. Scusi, noi volevamo parlare con la Corea, che c'entra? Non si preoccupi, smisto io le telefonate. Che Corea vuole? Del Nord, prefisso è 02. Sì. Corea del Sud, il prefisso è 081. No, Nord, Corea del Nord, Kim Jong-il. Un attimo, vedo la rubrica. Sentiamo. Allora, chi a Pucci, chi a Botto, chi allora. Kim Jong, eccolo qua. Allora, un attimo che glielo passo. Cambio, vai, buona capo. Grazie. Vediamo se riescono. Dalla musica ci sono riusciti, va bene. Maia! Acciaia! Caffè! Troppo coccioccio! Caffè!
Poi la segretaria! Ah, è la segretaria. Senta, ci può passare il presidente per favore? Ok, un minuto. Un minuto, ho capito. Che poteva essere un'ora? Sentiamo. Sono poco, Baldino! Ha imparato il nome. Senta, ma per chi non sa il coreano c'è un traduttore, per favore. Onorevole Presidente, Eccolo. saluta suo consulente della guerra, Marco Baldini. Ma quale consulente? Io non sono un consulente, scusi, perché? Presidente, scusa, perché ha parlato con bocca aperta. Vabbè, non ce ne eravamo neanche accorti. Piena, bocca Senta. piena. Cosa sta mangiando? Piena? Sì, una volta. Un attimo che chiedo. Sì, cosa sta mangiando? Chiedo, sì. Cos'è che mangia? Ha detto bombolone. Certo, ti pareva. Vabbè, senta, certo, che poteva mangiare? Una bomba alla crema, un bombolone. Ma il presidente si è tranquillizzato un po' con sta atomica o vogliamo far scoppiare la terza guerra mondiale qua? Scusi, mi traduce per favore. Il presidente dice buona idea, Baldini. Ma non buona idea, perché? Non ci avevo pensato. Quanti anni sono che non è per la guerra mondiale come vecchi tempi? No, presidente. Quanti anni? Lei c'ha il chiodo fisso, ma perché non si distrae un po'? Sono partite a scacchi, a carte, a battaglia navale. Vivi? La traduzione può arrivare, per favore. Presidente dice buona idea, Baldini. Battaglia navale? Sì. Onorevole Baldini preferisce bomba atomica su nave da crociera o bombardamento di Portofino? Ma no, ma presidente, per favore, noi siamo per la pace, ha capito? Che è sta roba? Finalmente sento dai rumori che il presidente si sta svagando, grazie al cielo. Presidente sta copulando con rappresentante di governo per conservazione specie guerriera coreana. Visto che è in diretta radio, a questo punto ce la può presentare? Presidente cambia una al giorno. Certo, immagino. Oggi è Bella, rappresentante di Senato coreano, con stupendi capelli color viola. Si chiama? Si chiama Kim Levi Montalcin. Bene, grazie presidente, c'è tutta la nostra solidarietà. Salutiamo Kim Jong-il, grazie. Attenzione, ma Kim Jong-il è offeso perché ascolta Viva Radio 2 apprende che un ospite della trasmissione si chiama Paci. Scusate. Qualità e stile made in Italy. Nero Giardini firma scarpe e accessori di successo, frutto di una tradizione tutta italiana. Protagonisti dell'inverno Nero Giardini sono gli stivali, grintosi e moderni, in tantissimi modelli per uomo e donna, urban chic, cavallerizzi, camperos, texani e gli intramontabili anfibi e biker. E in più, tante proposte di borse e cinture, tutti realizzati solo con pellami naturali. Nero Giardini, tutta la sicurezza di un marchio italiano con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Scegli Nero Giardini, scegli il vero made in Italy. Maestro Camilleri, come sta? Male, sono rimasto in panne in autostrada. Per fortuna sono arrivati immediatamente i soccorsi. Il Caratrezzi? Mia moglie con una stecca da sigaretta. Smetta, senta qua. Con Fiat fino a 3.500 euro per il tuo usato che vale 0, più 5 anni di garanzia e fino a 3 anni di bollo gratis. Ma a lei che auto piacciono? Ovviamente le nazionali. Offerta valida fino al 31/10/06. Decreto legge 262 del 3/10/06. Viva Radio 2 da Via Asiago.
Sì, scusate, qua signori, ci siamo quasi, il momento è arrivato, arriva con noi direttamente da, dove diciamo, dall'Argentina, da New York, dall'Italia, Tony Villar! Allora, Tony Villar. Carissimo Fiorelli. Caro Fiorelli. Sono così contento di stare con te, per me è un sogno, perché ti vedevo in New York per la mia questa cosa mi ha un po' Rai sconvolto. internazionale, un giorno che Sta facendo il gobbo di Notre Dame, si ricorda. Quindi Sì, devo dire, ma questo è un punto per dirti che ti conosco. c'hai l'accento ancora integro quasi, c'hai questo, insomma, un po' di... Dipende. Se vuoi Da quanto tempo sei stato? 40 anni? In Argentina 33 anni 33. e in New York 21. 21. Ed oggi mi trovo qui. E oggi ti trovi qui. Adesso perché mi c'è- devi dire Sì. con chi vuoi parlare, con Antonio Ragusa o con Tony Villar? Perché diciamo che Antonio Ragusa è il suo vero nome, ma Vero. il nome d'arte è Tony Villar. Sì. Tony, il nome con il quale sei stato famosissimo in che periodo? Dal 59 al 65. Con quali canzoni? Ne ho fatte tante. Però quelle non più- esiste l'amore di Celentano, Clarito de Luna che lo faceva Mina. In Clarito quel de Luna, riesci a fare una con pianoforte così? tempo. Fai in sol. Vabbè, Sol. Clarito de Luna, pinzetto color plata, che la noche de tu pelo è la luz de mi esperanza, vas guía de mi sueño, tú siempre serás mi amor. Ay, Clarito. Ma che cosa è successo? Che cosa è successo? Raccontiamo che cosa è successo, perché all'apice del successo, quando proprio folle si radunavano ai suoi concerti, donne che proprio impazzivano per E Tony, quello è stata la mia rovina. è stata la sua rovina. Perché? Che è successo? Perché questo Tony Villar si è fatto così poderoso in pochi anni che non mi faceva vivere. Siamo andati a un posto a cantare, io e lui, perché eravamo soci. Eravate soci? E quando esco del posto c'era un sacco di gente, di 10.000, 12.000 persone. Quindi ho chiesto protezione della polizia per uscire, perché il palco si doveva passare in mezzo di tutto il pubblico. Riesco a entrare dopo che finisco di cantare. Quando scendo, io sapevo che avevo la mia... Non era una parrucca, era un tupè. Sì. Allora scendo così. Polizia di qua e uno al fronte. Non ce l'hanno potuta fare. Mi sento qualcuno che Pensate mi prende. il successo. Io stavo così. Con le mani in testa, stava con le mani a tenersi il tupè? Sì. Il poliziotto che mi tirava verso di lui. Verso di sé. È quello che aveva il tupè che mi Ti tirava blocco anche- subito, ti Sì. blocco, è uscita la notizia. Pippo Baudo dichiara: ero io il fan che strappò il parrucchino. Finalmente l'ho saputo. E da quel giorno, dice Baudo, lo porto sempre con me. E da quel giorno che cosa è successo? Veramente mi sono depresso tanto. Che Talmente tanto, pensate amici radioascoltatori, si è talmente depresso che lui praticamente il suo successo l'ha buttato via, che lui si è rinchiuso. Guarda, è stato così. Mi siedo in casa, Tony Villar e Tony Ragusa. E Tony Ragusa. Allora io gli dico a lui: ragazzo, tu mi hai rovinato a me. Dice lui: perché? Non vedi che mi è successo? Mi hanno tolto il tupè. Dice: però la fama è così. Gli ho detto: beh, facciamo una cosa, questa fama non la sopporto più, vattene per i tuoi fatti e io me ne vado per i miei fatti. E così è stato. E così abbiamo finito questa società. Adesso vengono questi tre a New York. Questi tre diciamo chi sono? i Diciamo tre? che sono. Allora, i tre Aspetta. sono Giuseppe Gagliardi. Villa Gagliardi. Dov'è Giuseppe Gagliardi? Oh, Giuseppe Gagliardi! Giuseppe Gagliardi, vieni qua, vieni qua. Allora, Giuseppe Gagliardi che è il regista, sei... Il regista, sì, salve. Regista anche le musiche. Come ti è venuta l'idea? Come hai scoperto questa storia? Perché Peppe Voltarelli, che è il protagonista, Che è anche il qua. coautore della sceneggiatura, aveva fatto una tournée negli States e ha incontrato la sorella di Tony, che è Gilda Ragusa,
che aveva questa gigantografia di toni a casa, ha detto... Diciamo lui... un attimo che oggi porta la sua calvizie con orgoglio sì. E con... Mi sono abituato. Gli erano strappato all'ingresso. E per cui Peppe è tornato e ha detto: pazzesco, una storia pazzesca, dobbiamo farci un film. Siamo partiti, siamo andati da lui e lui ha detto: grazie per essere venuti. Ed eccoci qua, abbiamo coinvolto Roy. Roy che ruolo hai? Roy fa una... parrucchiere faccio il Cosa fai? No, e lui fa una parte di musical con un suo brano bellissimo che si intitola What You See Is What You Get, per cui è una sequenza onirica in cui Roy si racconta all'obiettivo. Devo dire, avete avuto delle critiche meravigliose, un'accoglienza pazzesca alla Festa del Cinema di Roma, e poc'anzi a microfoni spenti avevo detto a Tony: quello che la vita toglie delle volte inaspettatamente poi la vita ti ridà. Quindi questo successo così quindi mi trovo che vengono loro a New York e io non volevo più parlare di Tony Vilar. Diciamo su cosa fai, oggi cosa fai? Oggi c'è un posto di vendita di macchine in New York, nel Bronx. Che macchine vendi? L'auto Vilar. Da tutti, vendo tutti i tipi di... Anche quella italiana nostra? Ah sì, quella che inizia per F? Sì. La macchina quella che fuma ce l'hai. Quella che inizia per F? Tutte le... Quindi quello mi è successo a me quando vengono loro. In un primo tempo sono stato un po' aggressivo, perché addirittura vengono a certo, parlare questi di un Tony Vilar, se io qua sono Antonio Ragusa, un tempo finito, quindi allora mi incominciano a parlare e come erano italiani già ho detto forse mi viene bene, perché posso arrivare a stare in Italia, perché io volevo venire non come che sono uscito malamente e ritorno malamente, no, voglio venire con un po' di gloria. E infatti ce l'hai, in questo momento siamo qui tutti per te, c'è un pubblico, radioascoltatori che ti stanno ascoltando, il tuo amico da oggi tuo amico Gobbo di Notre Dame, Ti ringrazio. Ma consentimi di dire una cosa, a parte l'invito perché io sono convinto che uno che ascolta la radio in questo momento pensi: ma sta storia è pazzesca, la voglio andare a vedere, cioè, io non penso che qualcuno ascolti questa storia e dice vabbè no, il film non mi interessa, è troppo, ma come, scusa, parlo un attimo col regista, come l'avete fatta questa storia, sotto forma di cosa? Documentario, film, storia, reale, irreale? È un road movie, un mockumentary, un falso documentario che va alla ricerca del mito Tony Vilar, del mito dell'infanzia di Peppe, per cui diciamo che è anche un viaggio attraverso gli italiani di Buenos Aires e anche del Bronx, per cui ci sono una serie di personaggi meravigliosi che sono Tony Pizza, Frank Bastone, Conny Catalano, tutti i miei compagni di gioco. E per cui Bastone, tutti i miei. Facciamo parlare anche il protagonista, Peppe Voltarelli. Voltarelli, c'hai già i capelli pronti? Sono pronti per cadere, sì. No, è così il tuo personaggio nel film. Dico, c'ha subito descrivo, c'ha un baffone quasi alla non so come possiamo dire, Paricollo, diciamo. Paricollo, Junior. delle basettone incredibili. Eri così, Tony? No. No, il personaggio era un po' così, giocare anche con i dettagli per richiamare un po' un'epoca passata, no? Quindi abbiamo anche, appena arrivo a Buenos Aires c'è questa macchina che noleggiamo, una Fiat 1100 del 63 blu, per cui ci sono tutte queste atmosfere un po' molto colorate nella bocca, c'è questo viaggio in cui insomma ci sono gli italiani dipinti in maniera molto provocatoria, anche ironica, mai celebrativa, ecco, per questo è molto simpatico. Allora io direi riportiamo quell'atmosfera oggi qui in radio con la nostra orchestra che è già pronta. Io mi sono fatto preparare, caro Tony, maestro Cremonese, mi sono detto fatto preparare, detto due dita, Frank due dita. Il pretesto di raggiungere Tony Vilar è che io ho scritto una canzone per lui e io dopo 40 anni che lui non canta voglio fargliela cantare, per cui lo costringo in un certo senso a venire con me in un jazz club del New Jersey e cantarla con me, e si intitola Non tengo miedo, è un pezzo. Ma lui lo sa, la conosci? La conosce molto bene. Però adesso io vorrei, scusate, ma vorrei assolutamente, Quando calienta il sole, il testo originale,
in messicano, ce l'ho in messicano, il nostro Cremonesi ha già arrangiato il tutto. Tu c'hai la tromba, Roy, per caso? Ma vai a suonare la tromba, in qualche modo qualcosa tu riesci a trombettare qualche cosa? C'è una trombatina, vai anche tu, vai, Voltarelli, il regista si guarda il suo cast dalla prima fila e signori, Tony Ragusa e il suo socio si sono rincontrati oggi. Abbiamo fatto la pace. Hanno fatto la pace a Viva Radio 2 in tutte le sale cinematografiche d'Italia. Ritornano con Quando calienta il sole. Quando calienta il sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, mi delirio, mi locura, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, ay, cuando calienta el sol. Calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta il sol, aquí en la playa. Attenzione che adesso alziamo! Vai Cremonese! Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, mi delirio, mi locura, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol, 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 cuando calienta el sol. Abbiamo fatto così un'improvvisazione. Ma certo, ma ci mancherebbe, qui non proviamo mai niente. Ragazzi, un delirio, come dice la canzone, un delirio, ma è stato bellissimo risentire la voce di Tony Vilà. Allora, restate con noi, noi continuiamo ancora con la nostra. Grazie. Attenzione che arriva la notizia per Tony. Sentiamo. Attenzione in tempo reale. Vai. In tempo reale, attenzione. Un cliente americano della concessionaria di automobili di Tony Villar trova un tupè nel serbatoio. E oggi si può anche scherzare, Tony, grande Tony Villar. Andate al cinema. Fiore. C'è una nuova macchina, l'850 Tupè. Che scemo. Attenzione, no, amici, adesso è il momento serio. È il momento serio perché ci sono le arringhe dell'avvocato Messina che difende l'indifendibile. Signori, eccolo qua l'imputato, vai con la sigla. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Giudice, sentiamo l'avvocato. Oggi siamo qua, signor giudice, per giudicare un uomo accusato ingiustamente, eccolo qua, guardandolo, di assassinio. Vabbè. Io invece dimostrerò che si tratta di legittima difesa. Vabbè. È vero, questo uomo si è introdotto in una casa, segando le grate e dando una polpetta avvelenata al fedele Doberman che era da guardia.
Signor giudice, mettiamoci nei suoi panni, nei panni di un uomo che si vede aggredire da un cane violento, con le orecchie tagliate e la coda mozzata. Sono così dopo. Ora chiediamoci, signor giudice, perché a questi cani tagliano le code e le orecchie? Ma tanto discorso. Se avesse avuto le orecchie lunghe e penzolanti come nella sua natura, sarebbe sembrato un bracco. Il mio cliente non si sarebbe spaventato. No, certo. E poi avendo esso, signor giudice, la coda mozzata, non si poteva capire se scodinzolava o meno. Certo. Uno che entra in casa. Avvocato Messina, ci parli dell'imputato, non del cane. Bravo signor giudice, parliamo dell'uomo, non del cane. È la stessa cosa. Che cosa ha fatto in fondo quest'uomo? Una volta in casa, una volta entrato in casa, è stato aggredito inspiegabilmente dal padrone di casa, senza poter nemmeno spiegare le ragioni per cui era Entra in casa. la vittima si è accanita contro quest'uomo cercando di colpirlo con una scopa. E il mio assistito, signor giudice, si trovava casualmente con una pistola in mano. Certo. Qualcuno dirà, Qualcuno, sentiamo. tra una pistola e una scopa c'è una sproporzione immensa, ma io dico per fortuna che ce l'aveva sta pistola, Certo. perché se quello la scopa gliela tirava in un occhio poteva anche colpirlo alla retana. Certo. E oggi saremmo qui a giudicare un orbo. E non è bello vivere con un occhio solo. È caduta l'orchestra. Lo so, non perdiamo mezz'ora a ridere per l'orchestra. Guarda, Ora, non è bello. chi siamo noi? Chi siamo noi? Per giudicare quanti occhi deve avere un uomo? Quanti deve avere? Signor giudice, se noi giudichiamo colpevole quest'uomo, cosa dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Ma figurati se Di questi che vanno in bicicletta sui marciapiedi? Certo. Di questi che non aprono la finestra dopo che sono stati in bagno? Vuoi mettere? Signor giudice, Ne lei conosco imputato uno, non Bozzi. deve ridere, lei non deve ridere. Non rida imputato. Noi stiamo parlando di omicidio solo perché c'è un morto. E se no. Ma se non ci fosse stato noi saremmo qui a giudicare solo un tentativo, il minimo del rapina. E badate bene, ho detto tentativo perché certo. il mio assistito dopo che si è difeso è scappato in preda alla disperazione. No, restavano. Quindi signor giudice, diamo a Cesare quel che è di Cesare, a quest'uomo a quello che è di quest'uomo. E in verità io credo che per quello che ha fatto una tiratina di orecchie se la mette. Ma 30 anni, che è una tiratina? Ma se giudichiamo quest'uomo colpevole perché è entrato, diciamo, in un appartamento che dobbiamo dire di questi che ti vengono a citofonare la domenica mattina per parlarti di religione pagana. Ma no. Di questi che si leccano il dito indice per girare pagina, signor giudice. Certo, questo è grave. Che dire di questi che quando gli finisce il pallone in una stanza buia si fermano fuori dalla stanza e dicono palla. Cornuti tutti. Chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi è Ponzio e chi è Pilato? Stessa cosa. Chi è Sodoma e chi è Gomorra? Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda? Per cui qual è la morale di questa storia? Qual è? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Ma una cosa la sappiamo. Quale? Quest'uomo si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E poco importa se c'è stata una vittima o meno. Perché come si dice, chi muore giace e chi vive non dà pace. Per cui diamoci pace. E perdoniamo quest'uomo e sicuri della sua clemenza, signor giudice, attendiamo sereni il vostro verdetto. Visti gli articoli 537, 712, 426 del codice penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo, scusi? Che devo dire? La seduta è sciolta. Ma come l'ergastolo? Zitto.
Zitto che poteva anche andare peggio. Ma che peggio? Zitto, se sono dimenticate la polpetta del cane. Grazie all'avvocato Messina. Darella Color Latte. Siamo in onda. In onore a Tony Vilar stiamo cantando come gatti. C'è la luna piena. Silenzi tutti, chiude Gianni Minà. Diventi pallida. E al sax abbiamo uno di New York, lo sai Tony? Quel ragazzo è di New York. Si chiama Michael Rosen, uno dei sassofonisti più bravi dell'emisfero occidentale. Roy Paci può confermare, no? Roy, confermi? 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 Vai, facci una saxofonata libera così di jazz, quello che vuoi. Attenzione, silenzio totale, sentite che roba. Un cretino americano? Vengo un cretino americano, eccolo qua. Michael Rosen in realtà Michele Rosetti di Crotone. Diciamo. Fai sentire sul serio adesso, dai. Fai il figo come Seguitelo. Seguite dal vivo, tutto live, sì. One, two, three, four, stop! Ammazza che roba, ragazzi. Allora attenzione, stiamo per collegarci col Vaticano. Con ancora sempre col Vaticano. Che dobbiamo fare? Abbiamo un appuntamento quotidiano. Noi, abbiamo ormai un appuntamento quotidiano con un personaggio che sta entrando nelle Sì. simpatie dei nostri radioascoltatori. Che è un segretario particolare di Papa Benedetto XVI. Sto parlando di Padre Georg. Sentiamo se. Che è sta roba? Che è sta musica? Padre Georg? 1, 2, 3, 4. Sì. All'arco? Sì. 1, 2, 3, 4. All'arco? Padre Georg, che sta facendo, scusi? Sto facendo step sul sacrato di San Pietro. Ieri ho provato la mia nuova tunica. Tunica? Sì. L'ho presa un po' stretta perché mi piace quando è tutta aderente. Certo, vabbè. Ma ho notato che ho i glutei un po' flaccidi e quindi devo ritornare sulla fetta, sulla retta via del fascino e della forma fisica. Senta, Padre Georg, cambiamo argomento. È stata una giornata impegnativa ieri perché sono stati proclamati 4 nuovi santi. Bene. Così è stata una bellissima festa. I fedeli erano elegantissimi e il buffet era ricchissimo. Bisognerebbe organizzare più spesso di questi party in Vaticano. Ma non è un party, scusi, è una celebrazione importantissima. Sì, certo. Mi sono scolpito nel cuore le parole del Papa. Cioè? Diventando santi, questi personaggi verranno ricordati per sempre nella storia. E come si chiamano questi nuovi santi? Non me lo ricordo. Ma come? L'ha detto? Vabbè. Non so. Senta, ma lei avrà un santo prediletto? Sì, io ho una venerazione particolare per un santo. E vado spesso in pellegrinaggio nei suoi luoghi sacri. E chi sarebbe? Santo Versace. Ecco. Ma si può. Dai. Un attimo solo che devo dare indicazione a che richetti della cattedrale. Sì. Forza ragazzi, accendete i cannoni. Ma come i cannoni, Padre Georg, che dice? I cannoni sparaneve. Vabbè. In un angolo di San Pietro mi faccio una pista da slalom. L'inferno è vicino, non voglio arrivare impreparato alla mia settimana bianca a Semmori. Vabbè, questa roba. Ecco, sta scendendo il primo apripista. Sì. È vestito di bianco e si perde un po' nella neve. Sì. Ma è il suo stile. Padre Georg, scusi? Sì? Torniamo ai temi dell'attualità, per favore. Allora, sembra che ci siano sempre meno sacerdoti, però in un anno ben 7.000 donne hanno deciso di chiudersi in convento di clausura. Ah, che peccato. Perché scusi? Mi piace. Ma perché? Perché gli dispiace, scusi? Perché gli dice? Che peccato, scusi, lei dovrebbe favorire la vocazione, che peccato. Perché? La clausura proprio non la concepisco. Io non ce la farei proprio.
a vivere senza la possibilità di andare ogni settimana dall'estetista. Certo. È incredibile. Ora vi devo lasciare. Sì. Vado a scegliere nuovo vino per celebrazione di Papa. C'è il Minsanto, no? No, Brunello di Montalcino. Un attimo, Sì? Che è Vieni, Adamo! Chi sarebbe Adamo, scusi? È il mio stallone da polo. Lo uso sempre per le commissioni in città. Vai, Adamo! Grazie a Padre Gheorghe, grazie. Sono Gianni. Come stai? Bene? Sto abbastanza Sì. bene. Sì. Comunque sono io. Tu che però sono sei... sempre qua, sono contento di aver visto qui Gianni Minà, tu conosci? Marco Tardelli, abbiamo giocato con la nazionale cantanti quando raccoglievamo tutti i soldi per beneficenza E poi dopo ce li spendevamo Ma no, noi. Gianni, ma non lo dire, dai. Ma sì. Ma dai. sei cambiato, Gianni. Lo sai che a Monghidoro ho aperto una sartoria clandestina, lo sai? no, dai. L'ho aperta io, mio figlio Marco. Ma C'era lì, ho 150 cinesi legati con le catene che lavorano 24 ore al giorno in cambio di un tozzo di pane. Ma sei cattivissimo, me l'ha Gianni. detto Cugia. Ma chi è cosa Cugia, vuoi? scusami? Il mio autore preferito. Ti ha detto che adesso deve... Il Sei taglierino cattivo. ce l'ho. È la Gioconda che mi Ma manca. no, dai, Gianni, non istigare queste cose qua. Basta, Sì. mi sono rotto, lo sai. Sei Di cattivo. fare l'eterno ragazzo, sempre, basta, il Adesso buono. Sono una carogna. L'eterna Ma proprio carogna. bastardissimo dentro, come lo sono sempre stato. Ah, però non potevi. Perché canta, vabbè. Lo sai che cosa mi ha detto Cugia? Che ti ha detto? Diego, lo conosci Diego, il mio Diego autore Cugia, preferito, proprio, no. quello che mi ha insegnato Sì. a fare ce l'ho e mi manca. Ah, beh. Sì, che ti ha Ehi, detto? lo sai? Il pistolone ce l'ho, è la sorella di Baldini No, che mi dai! manca. Ma non dire ste cose! No, sono io cattivo allora, scusa. Che sono a fare cattivo, per finta. Sono vero. C'è Ballandi, è disperato. Sì, non ti Senti, deve, lo sì. sai cosa ho fatto? Dimmi. Ho scambiato i cani da valanga con i cani da combattimento. Così, che succede? Quando trovano l'alpinista disperso sotto la neve, poi lo sbranano. Bravo! Lo so che è una cattiveria gratuita. Ma te però- l'ha detto Cugia. Se non avessi più te starei meglio. Bravo. Lo beh, sai? Ho messo i chiodi e le puntine nel cortile del convento delle Carmelitane Scalze. Ma no, dai, sono è una andato lì, quando mi hanno cattiveria visto pura. mi hanno fatto entrare, allora io Hai ho sparso, no, ma approfittato. dai, non le Io ho fare. sparso, va bene, va bene. Ti Senti, preferiamo eterno ragazzo. pomodori ce l'ho. Non facciamoci prendere dal panico. No. Pomodori ce l'ho. È il concerto di Lucio Dalla che mi manca. dai, tantissimo. che Va anche tuo bene, amico. senti, adesso Sì, vado perché ho da fare. Bene. Un attimo, squilla il telefonino. Sentiamo chi è. Ecco. Pronto? Ehi, Diego! Ah, è Cugia. il suo Ciao. autore, sì. Sentiamo. La tanica di benzina la porti te? Ma che era? Ma che fate? Si è fermata la macchina? Ah, va bene. Ok. La incendiamo tutta proprio? Ma non le dire queste cose in onda. Va bene. Ah, ok. E nel frattempo canto anche la fisarmonica mentre bruciamo. È bella. Andiamo adesso glielo dico, andiamo in una fabbrica di fisarmoniche. Sì. Così li brucio tutti. Io odio la fisarmonica proprio come strumento. Vabbè. Non l'ho mai potuto soffrire. Bene, Va grazie bene. Gianni Ciao, Morandi, ragazzi. nostro ospite. Ciao. Mamma La mia. cattiveria di Morandi, Sì, di Morandi è diventata tremenda, ormai inarrestabile. sì, È una cosa inarrestabile. che non si Scusate, ma c'è ONU una notizia. Sì? Questa notizia qua che Non sai l'Italia se dirla. avrà un seggio, l'Italia avrà un seggio come membro non permanente. All'ONU? Sì,
membro non permanente. Siffredi dichiara se fosse stato. Io la chiuderei qua perché c'è bisogno di andare avanti. Perché già sai che mancano 10 minuti. Attenzione, c'è una notizia: dopo la messa in latino il Papa dichiara di essere favorevole al nuovo programma di Gianni Minà in latinoamericano. Ce ne sono. Sì. Adesso ci colleghiamo con Nonno Mike. Nonno Mike, a quest'ora lo chiamiamo. Vogliamo provare, aspetta. Sì. Prima di chiamare quello vero, chiamiamo quello finto. Vogliamo provare a chiamare, perché noi al solito proviamo a questo a chiamare. E non ci consiglia Mike Buongiorno per sorprenderlo in diretta. Ogni tanto, però, tipo l'altro giorno ci ha massacrato tutto. Sì. Ma ero in diretta. Alla fine, dopo mezz'ora. Sentiamo un po'. Tony Villar, Mike Buongiorno per voi è un'icona, no? In America tra gli italoamericani. No, vabbè, Mike Buongiorno da sempre, vero Tony? È vero. Un attimo, magari lui, vediamo se si ricorda. Chiamiamo, Proviamo il numero vero di. Fu io a strappargli il tupetto, immagini. No. È occupato? Se è occupato vuol dire. È occupato. Allora vuol dire che c'è al telefono. Allora aspettiamo un attimo, colleghiamoci con quello vero. E poi nel finale riproviamo quello finto. Allora colleghiamoci con quello vero. Casa Mike, via Giovanni da Procida 3, Milano. Proprio diciamo indirizzo pieno. Sentiamo se c'è. Pronto? Buongiorno signor Mike. Buongiorno, un paio di maroni. Non mi sembra di buon umore oggi, per forza. Anche ieri ho acceso la TVI. Che TV? E vi ho visto sia a Studio Aperto che al TG1. TG1. Mi avete guastato l'aperitivo e la cena, amici ascoltatori. La terrà. Data di verso uno spiedino, non se ne può più. Ho anche mandato una lettera. Che lettera, signor Mike? Ho spedito un documento alla RAI, Radio Televisione Italiana, dove ho chiesto espressamente che non andiate più in onda in TV né il sabato né la domenica e né il giovedì sera. Ora, il sabato e la domenica lo sapevamo, ma perché anche il giovedì? Perché c'è il migliore. Già il suo programma. Comunque la lettera era firmata da alte cariche dirigenziali. Alte cariche dirigenziali, da chi? Dal presidente della RAI? Ma molto di più. Vabbè, dal presidente della Repubblica? Da George W. Bush. Sì, addirittura. E anche da Kofi Annan. Può bastare? Sì, vabbè, basta. Adesso basta parlare di personaggi di serie B e occupiamoci della mia trasmissione. Mario Bianchi? Sì, Mike. Manda la sigla, forza, annoiato. Sei ormai stai diventando un porcello, Mario Bianchi. Ti ingrassi ogni giorno di più. Non ce la fa più neanche a alzare il. È una roba in un cotechino con la barba, roba davanti. Forza. Allora. La sigla l'hai mandata? Sì, purtroppo ero distratto, non l'ho sentita, ma va bene così. Buonasera amici e benvenuti al Migliore, il programma che parla di tutte le categorie di lavoratori. Qui sulla cartelletta leggo che oggi ci occuperemo degli idraulici, Mario Bianchi, nascondiamo le mogli allora. Certo. Ed eccolo qua l'idraulico. Senta, visto che c'è, potrebbe dare un'occhiatina al tubo della doccia che ho in camerino? Sì? Non ci possiamo approfittare di concorrenti. Non ci possiamo, complimenti per l'italiano. Sì. Laureato pure, va bene. Allora? E allora che cosa succede? Perché quando abbiamo registrato la puntata con gli urologi, ti sei fatto visitare la prostata, tanta pazienza. Come si chiama lei? Mi chiamo Alvaro e faccio lo stagnaro. Ah già, nella vostra lingua capitolina l'idraulico lo chiamate lo stagnaro, ma anche voi vi approfittate delle mogli dei clienti abusandone fra tubi, stoppini e silicone. Beh, fammo quello che potevo, signor Mike, anch'io prima di fare questo mestiere ho fatto per un periodo l'idraulico. Il mio stoppino era famoso in tutta Milano, Pensate, mi chiamavano il sifone del Giambellino. Pensate che mia moglie l'ho conosciuta così. Mi chiamò perché aveva il lavello otturato. E che accade, Mike? Come detto, scusa? E che cosa accade? Diciamo che ho dato una bella stasata. Vabbè. Ma adesso basta con queste quisquiglie e passiamo alla domanda. Allora, caro signor Alvaro, il quesito sarà inerente al suo lavoro di idraulico. Idraulico? Che ha idraulico? Di quali materie è pieno un pozzo nero? Vabbè.
Le do 3 opzioni. Ah, pure? Gliene dà pure 3. Liquami e putrescenze varie, scorie radioattive o crema pasticcera. E che ne so, io faccio lo stagnaro, mica l'intellettuale. Per me dentro al Pozzo Nero ci stanno gli strunzi. Beh, e come mai tu invece sei fuori? È proprio il caso di dire che tu non capisci un tubo, E ridi? Scommetto che non riesci a riconoscere neppure di quale misura è questa chiave inglese. No, lì sono fortissimo, come faccio a vedere? Avvicinati un attimo. La vedi bene? Sì. Questa era una chiave del tutto. Risposta esatta, amici ascoltatori. E la puntata finisce qua. Grazie, signor Mike. Eccolo. Bene. Allora proviamo a chiamare il Mike finto adesso, a vedere se ha appeso. Magari ha sentito e quando c'è Mike. Pronto? Pronto, Mike? Sì, chi è? Ciao, sono Rosario. Ah, ciao, come va? Bene. Come stai? Ti è arrivato il numero? Sì, mi ha detto di sì, che ti hanno mandato il numero della diretta? Ma il numero della regia? Sì, della regia, ce l'hai adesso, però non ci hai mai chiamato, sì. non ci hai mai chiamato. No, e come? Me l'ha dato l'altro ieri. Ah, va bene. Tu dove sei, a casa? Sì, io sono a casa, sì. Ok. Sto lavorando qui, perché tutti i giorni. E lavori che fai, scusa? Capperi, c'ho la mia trasmissione, no? Ah, vero, la prepari... E poi tutte le televendite tutti i giorni. Che televendite fai, questo periodo? Beh, adesso siamo in onda o no? Grande Mike, grandissimo. E poi io ho visto, però... No, scherzo. Mike, lo sai perché... grande rispetto Ma per la certo, Rai. tu hai grande rispetto per la Rai. Ma senti, ma se un giorno noi dovessimo tornare in onda di domenica, sai che noi torniamo ogni tanto Ecco, io sono contrario, te l'ho detto. Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo che tu vorresti che io facessi il programma di 3 ore. No, perché ti ho già detto che trovo che le imitazioni... Sì, va bene, Mike, ok. Ah, ecco, hai paura che... No. Sì. Va bene. No, volevo dirti, tu casomai verresti a trovarci anche così. Se sono a Roma, sì, ma sai, io sono qua a Milano. Ma ti paghiamo l'aereo privato, eh? Ma dai, figurati. Beh, prendiamo quello di Berlusconi lì. Esatto. Tu non l'hai mai preso l'aereo di Berlusconi? L'ho usato parecchio tempo, ma tanti anni fa. Adesso non te lo dà più, eh? No, non lo chiedo perché non oso. Addirittura. Non si può. Senti, Mike, lo sai, a parte che qui in studio c'è Marco Tardelli. Ah, bravo. Alla grande. La nostra Juve va forte, La nostra Juve ha detto. Non ha detto l'Italia, la nostra Juve. La nostra Juve. Beh, lui era della Juve. Certo. Senti, tra l'altro digli così che giovedì vai in onda. Aspetta che ti ho il microfono un attimo, Giovedì? Eccolo qua, Marco. Buongiorno Mike. Salve. Senti, peccato che non hai potuto venire a fare quella puntata dedicata ai calciatori. Lo so, purtroppo avevo un impegno. Ecco, comunque se ti vuoi divertire vai in onda giovedì sera alle ore 21 su Rete 4. Grazie. Guarda che La guarderò sicuramente. ci sono 5 ex juventini. Chi c'è? Quelli tosti. Chi c'è? C'è Causio. Moggi, ti immagini? Poi? Anche Moggi? No. C'è Furino. Beppe Furino, grandioso. Cabrini c'è? Sono 5. Cabrini c'è, certo, sì. Tutti bravi ragazzi. Comunque è stata una bella puntata, guardala, ti divertirai. Grazie. Forza Juve. Ciao. Senti Mike, scusa, c'è anche Gianni Minà? Ciao Mike. Gianni Minà. Sì, Ciao Mike. Allora Gianni? Sì. Ecco, adesso non vai più su e giù a Cuba. No, vado lo stesso, ogni 2 anni quando c'è il Festival del Le Cinema. altre volte mi portavi dei sigari. È meraviglioso quest'uomo. Non si dimentica niente. Don Castro, sono sempre buoni? Sono buonissimi, i Coiba sono buonissimi. Ecco, me lo saluti perché io sono stato ospite, lo Ma da sai. chi, Mike? Castro? Non lo sapevi? No. Ma come no? 3 anni fa sono stato ospite di Castro, sono stato lì 10 giorni. E che hai fatto con Mi ha Castro? fatto visitare tutta l'isola, mi hanno regalato sigari, mi hanno dato una macchina fuori serie per girare l'isola. È stata una cosa straordinaria. Ma ti conosceva lui come presentatore? Beh sì, perché lì vedono le trasmissioni nostre. Sì, Quelle col della Rai satellite. arrivano, mi conoscono.
conosceva e quindi è stato molto bello. Mike è internazionale, non c'è un posto dove non lo conosco. Gli hanno fatto fare il rischio a Cuba, gli hanno fatto fare. Senti Mike, poi abbiamo un altro personaggio. Io adesso ti voglio fare una domanda, perché abbiamo con noi, pensa, un signore, ti dico così, vediamo se tu te lo ricordi, che ha avuto successo negli anni, ripetimi, dal 59 al 65. Dal 59 al 65, e si chiama Tony Vilar. Vilar era un cantante. Sì, vedi? Certo, come no. È qua con noi, lo sai? Sì. Grazie per... Scusate, sì. Aveva una testa di capelli straordinaria. Esatto. Tanti capelli aveva, questa era la sua caratteristica, oltre ad avere una bellissima voce. Poi non lo so perché ha smesso di colpo. Che bravo Vilano. È qua con noi, Milano. Scusate, mi fate una cortesia, Mike? Fate una chiacchierata in inglese, vediamo se ti ricordi com'è. In inglese posso parlare soltanto di macchine e dire how are you, Camel, this is a very good car. Attenzione, sentiamo. You sell automobiles now in New York? Sure. Okay, I'll be in New York at the beginning of December. Oh yeah? So you give me a car with a chauffeur to go around, will you? Si è già prenotato la macchina per dicembre. Thank you very much. Thank you. I think you will. Yes. Che bello. Mike, tu quando sei al telefono con noi, tu non hai bisogno né di autori né di nessuno. Tu parli e fai spettacolo. Solo tu. Lo so che Baldini ti passa i biglietti. non mi ha dato niente. Giuro, no, Mike. Abbiamo testimoni qua. Va bene, Mike sei il nostro idolo. Studio, ho visto tutte le palline di carta dei biglietti che ti aveva passato. Ma non è vero, non è vero. Mike sei il nostro idolo. Sono in pensiero, non ne sento più parlare. Come va a Takashi? Minchia muro. Da un po' che dobbiamo ancora farlo. Però stiamo facendo Kim Jong-il, il dittatore della Corea. Ah, ho capito, vabbè, conosci? Sono preso poco uguali. Va bene, senti, non possiamo portare via altro spazio. No, noi abbiamo già sforato, quindi abbiamo finito. Ah, ho capito, va bene. Senti, buon appetito, vai a mangiare adesso? Sì, adesso preparo un bel piatto di riso. Alle 3, così. Vabbè. Io sono in ritardo con tutto, sai. Va bene, allora senti... Vado a dormire alle 3 di notte. Quindi, sempre per il migliore, no? Perché faccio anche altre cose. Anche lui c'ha la sua vita, giusto? Mike, buona giornata allora, ok? Ciao. Ti abbracciamo. Mike, buongiorno! È uno spettacolo, qualsiasi cosa a sorpresa lui ti porta avanti per 10 minuti lo spettacolo. Viva Radio 2! Ciao!